200 mezzi spargisale in azione per percorrere 1300 km di strada. È scattato nel primo pomeriggio il piano antineve nella Marca, i primi fiocchi in Pedemontana poco prima delle 16, a seguire il Montebellunese e la Castellana. Dopo le 17 a macchia di leopardo in tutta la provincia, capoluogo compreso. I disagi soprattutto la circolazione stradale nelle vie secondarie, momenti di paura ma per fortuna nessun ferito. In viale Montegrappa all'ingresso di Treviso per una corriera che si è scontrata con un'auto a causa del fondo ghiacciato. Tutta colpa del Burian, il vento gelido che dalla Russia ha fatto piombare la Marca nella morsa del freddo. Il primo comune a mettere uomini e mezzi in strada è stato Valdobbiadene, a seguire Oderzo e Cordignano. Attenzione particolare in tutta la fascia pedemontana dove nevica senza sosta dal pomeriggio, una decina di centimetri finora caduti, altrettanti ne sono attesi per la notte. Dopo la perturbazione di origine polare che avremo nelle prossime 24 ore ci sarà inesorabilmente l'aspetto legato al vento che aumenterà e un abbassamento di temperatura che è quello che viene previsto. Gli uomini della protezione civile resteranno in strada per tutta la notte, da domani poi qualche schiarita ma le temperature precipiteranno, si potranno toccare punte di meno 10 gradi, per questo continuerà il trattamento contro il ghiaccio sulle strade anche la prossima settimana. Nel momento in cui le strade saranno ghiacciate o alcune strade si ghiacceranno appunto per qualche accumulo di neve che si è manifestato, in quei punti particolari ci saranno ovviamente dei problemi, ma le amministrazioni locali potranno, come dire, contribuire agli interventi col sale, insomma, e quindi evitare problematiche di questo tipo.